Siamo sempre con la professoressa Cattelan, stiamo parlando di AIDS, abbiamo visto la diffusione, abbiamo visto qua la manifestazione con delle patologie sintomatiche praticamente che vanno quindi a compromettere il sistema immunitario, praticamente. Adesso vediamo la cura. Da un lato la cura della persona che l'ha contratta per un rapporto a rischio o perché sa che potrà avere dei rapporti a rischio e quindi c'è una profilassi, e poi invece chi, ha fatto l'esempio del 40 o 70enne che si accorge che l'ha contratto in tempi remoti, che non pensava a seguito di qualche leggerezza, rapporti non protetti o che so io, e ce l'ha, e che cosa fa? Certo. Beh, una cosa che possiamo dire è che abbiamo delle terapie estremamente efficaci per non tanto la cura, perché non possiamo eradicare l'infezione. Purtroppo ad oggi uno che prende l'infezione dall'HIV se la porta con sé, però abbiamo delle terapie, dei trattamenti che sono in grado di tenere, come dire, dormiente il virus HIV e quindi di arrestare l'evoluzione dell'infezione. Io ce l'ho, però la mia terapia lo controlla e quindi manterrò un sistema immunitario efficace e efficiente per 50-60 anni. Gli studi sulle grandi coorti americane e italiane hanno dimostrato che una persona che oggi a 20 anni contrae l'infezione da HIV ha una sopravvivenza davanti a sé di 50-60 anni, quindi quasi come una persona senza l'infezione da HIV. Sei sicura? Sei sicura? Se sicura. E la terapia antiretrovirale al momento è una terapia che si inizia subito, appena io vedo che tu hai l'infezione da HIV, oggi inizio la terapia, perché abbiamo terapie molto efficaci, semplici da assumere, con pochi effetti collaterali. Parlava prima la dottoressa Lanzarin, 15-20 compresse, questi erano i numeri delle compresse che si prendevano negli anni 90, adesso siamo arrivati a una compressa al giorno e addirittura abbiamo anche delle possibilità di terapie iniettive che si fanno ogni 2 mesi. E l'evoluzione sarà sempre di più verso terapie, noi le chiamiamo long acting, cioè che vengono fatte una tantum. Probabilmente arriveremo a terapie ogni 4 mesi, addirittura ogni 6 mesi e forse chissà anche addirittura a periodi di sospensione di terapia. Però al momento la terapia si prende una volta al giorno. Okay? Questa è terapia di cura? Questa è per la cura, per il trattamento a lungo termine. Poi abbiamo una grossa opportunità e possibilità oggi che è una prevenzione primaria. Non abbiamo il vaccino per l'HIV, ma questo rappresenta una sorta di vaccino, perché io prendo una compressa al giorno di una combinazione di 2 farmaci antiretrovirali e questi mi impediscono di contrarre l'infezione da HIV. E questa, diciamo così, profilassi primaria, questa specie di vaccino, la si consiglia a tutti coloro i quali hanno delle situazioni a rischio, cioè rapporti sessuali promiscui, ma anche chi è tossicodipendente o chi comunque magari convive con una persona sieropositiva da negativo e questa persona sieropositiva magari non ha il controllo della viremia HIV, perché dobbiamo dire una cosa che prima non ho detto ma che è fondamentale anche per l'importanza della riduzione dello stigma, che oggi con le terapie antiretrovirali la persona azzera la replicazione del virus nel sangue e si è dimostrato che se una persona è stabilmente in terapia antiretrovirale e ha questa carica virale di HIV bassa nel sangue sotto le 200 copie, noi lo diciamo così, non è in grado di trasmettere l'HIV. E può ad esempio una donna avere i rapporti sessuali e andare incontro a una gravidanza e non trasmettere l'infezione al proprio bambino. Ah, quindi neanche il feto, quindi neanche il bambino sono malati, viceversa potrebbe essere rischioso. Sì, assolutamente. Ci sono casi di bambini che è risultato che siano malati tuttora? Sono pochissimi, cioè anche in Italia si contano proprio nelle dita di una mano e in genere sono persone che non sapevano di essere sieropositive e che arrivano al parto, non all'inizio della gravidanza perché la potremo trattare e quindi da qui l'esortazione a fare a tutte le donne all'inizio della gravidanza il test HIV, che dovrebbe comunque essere ripetuto anche a fine gravidanza, perché abbiamo trovato anche dei casi in cui erano negative all'inizio e positivizzate. Perché può risultare anche questo.
per ridurre al massimo il rischio della trasmissione dell'infezione materno-fetale. Ma chi segue una terapia in modo corretto può partorire anche normalmente col parto vaginale. Ecco, questo è molto importante da ricordare. Ci sono controindicazioni per questo tipo di profilassi, chiamiamola così? Diciamo che comunque sono dei farmaci che devono essere assunti quotidianamente oppure anche quando si hanno le situazioni a rischio, però è uno schema un po' più complesso, deve essere viene deciso in ospedale. Certo. E vuol dire comunque, quando uno fa questa profilassi, che deve comunque fare degli esami del sangue. Intanto dobbiamo essere certi che uno non abbia già acquisito l'infezione e poi dobbiamo controllare nel tempo la funzionalità renale, dobbiamo controllare poi altre eventuali infezioni sessualmente che possono essere state trasmesse e la stessa infezione d'HIV che non deve essere stata acquisita. La persona invece che ha una certa età e che magari è stata latente per, lei diceva, 10-15 anni, insomma, che cosa fa? Sì, fa la terapia, poi bisogna capire se arriva così tardivamente da avere già delle infezioni in atto, la prima cosa è curare queste infezioni, che possono essere polmoniti da agenti fungini, può essere una toxoplasmosi cerebrale, può essere un tumore particolare, può essere una sepsi da alcuni geni, insomma sono tante le patologie diagnostiche di AIDS. E quasi contemporaneamente, adesso dipende dal tipo di patologia, si deve iniziare la terapia antiretrovirale, perché quella per portarmi a recuperare il sistema immunitario e ad azzerare la viremia HIV ci impiega almeno 3-4 mesi, non è immediato, per cui devo trattare subito l'infezione opportunistica o il tumore opportunistico e iniziare appena possibile la terapia antiretrovirale. Qualora le persone non facciano nulla, cosa succede? Purtroppo se le persone non fanno nulla si può arrivare ad avere un'infezione opportunistica che subentra ad un'altra, quindi tutta una serie di patologie che poi possono portare anche al decesso. Ricordiamo che l'infezione d'HIV, prima di aver avuto queste terapie così altamente efficaci, era una patologia altamente mortale, nel 50-60% dei casi si andava incontro alla morte. Quindi anche oggi purtroppo abbiamo ancora qualche decesso e in chi l'abbiamo? In chi si presenta troppo tardi, dove la terapia antiretrovirale non riesce a far recuperare il sistema immunitario perché le infezioni che ci sono talmente importanti, talmente come dire, gravi che non riusciamo a trattarle. Ecco, però i medici che si accorgono tipo una persona ha un tumore, non so nell'uomo che tumore potrebbe essere. Ma anche un linfoma, voglio dire, un carcinoma anale, oppure potrebbe essere. Che arrivano in ospedale, che non fanno fare di default la prova dell'esame dell'AIDS per capire che non ci sia qualcosa? In molti, stragrande maggioranza dei casi, adesso sì, almeno nei centri grossi, se una persona arriva ad esempio con un linfoma non Hodgkin, vado un po' nei termini specifici, dovrebbe fare il default all'inizio il test HIV. Però le garantisco che può succedere che il test non venga fatto. Oppure, ripeto, ci sono tutte quelle patologie sentinella che le dicevo, che molto spesso non si accompagnano all'esecuzione del test. Succede, ma lo dico perché purtroppo può accadere ancora oggi anche nei centri importanti dove insomma si curano queste malattie, che magari si vedono persone che hanno delle polmoniti che proseguono, la stessa tubercolosi, ad esempio anche nelle persone straniere, eccetera, e dopo siamo noi ad andare a fare il test HIV e magari riconosciamo l'infezione. Quindi grande attenzione. Tutto questo, lo dicevamo prima, a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Sì. Per quel che riguarda la sua competenza dell'USL 6, le persone normalmente cosa fanno in Regione Veneto? Vanno nei centri? Beh sì, io lavoro in azienda ospedale, quindi non nell'USL 6, però abbiamo il dipartimento interaziendale per cui collaboriamo ovviamente con l'USL 6
e quello che noi stiamo cercando di fare è quello proprio di promuovere il test HIV. Ad esempio anche all'interno del nostro ambulatorio noi abbiamo la possibilità dal lunedì fino al sabato mattina di fare dei test anonimi che sono gratuiti, quindi uno può venire senza tessera sanitaria, senza dare il nome e cognome, senza insomma dichiararsi e fare il test. E io dico che tutte le persone sessualmente attive dovrebbero fare il test, e invece chi abbiamo che viene a fare il test? Magari i giovani, e questo è un bene, però magari giovani che appartengono alle categorie a rischio, soprattutto gli MSM. I test sono in anonimato oppure devo andare dal medico? No, l'ho detto, sono in anonimato, non dappertutto, al nostro ambulatorio, ripeto, tutti i giorni, senza appuntamento. Direzione malattie infettive, giusto? Sia alle malattie infettive, all'azienda ospedale di Padova. Quindi non occorre essere tranquilli. Al Policlinico, assolutamente. Allora, grazie professoressa, è stata come sempre molto esplicativa e chiara, le auguriamo un buon lavoro, perché poi questa è una delle patologie infettive che voi curate, ce ne sono tante altre, e quindi magari ci rivedremo per parlare di altre problematiche, altre emergenze, proprio per stare attenti, per attivare la prevenzione, che è fondamentale a questo punto. Assolutamente. Grazie e ci rivedremo. Assolutamente, grazie a voi cari telespettatori, rivedete la puntata su YouTube e sul web, a presto.